2 casi di tubercolosi in una scuola elementare del distretto di Treviso, lo rende noto l'ULSS 2, il cui servizio di igiene pubblica sta seguendo l'evolversi della situazione. Il primo ad aver manifestato la malattia è un alunno che frequenta gli ultimi anni delle primarie. Il bambino è stato ricoverato e sottoposto alla terapia prevista. È stato trattato e la situazione è chiaramente migliorata, non risolta, perché la tubercolosi è una malattia di lungo corso che richiede poi anche una terapia domiciliare. Il bambino viene dimesso oggi. Una volta ricevuta segnalazione di questo caso, il servizio igiene pubblica ha immediatamente attivato, secondo protocollo, i controlli sui familiari del bambino e sui suoi compagni di classe e sulle insegnanti. I controlli che vengono fatti con test Mantoux in ambito familiare sono risultati negativi e invece la diffusa positività in ambito scolastico, cioè la quasi totalità dei compagni di classe di questo ragazzino sono risultati positivi al test Mantoux. La cosa più importante è che è risultata positiva al test Mantoux e successivamente agli approfondimenti affetta da tubercolosi anche un insegnante del bambino. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a test Mantoux anche i familiari della maestra. Per quanto riguarda invece i compagni di classe, 20 bambini su 21 sono risultati positivi. I passaggi successivi di questo focolaio epidemico, chiamiamolo così, per ora fortunatamente ancora limitato, ma comunque non banale dal punto di vista epidemiologico, sono la necessità per tutti questi bambini, che verrà messa in atto nelle prossime ore, di fare un controllo radiografico e ad alcuni approfondimenti laboratoristici. Speriamo che nessun bambino manifesti forme cliniche di malattia. La positività al test, però, ricordano dall'ULSS, non significa sempre uno sviluppo della malattia. Nella grande maggioranza dei casi la positività al test che indica un contatto del nostro organismo con il bacillo di Koch non è seguita da una forma clinica apparente e sintomatica.